Il saluto vi giunge dalla parrocchia di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari, dove tra poco verrà celebrata la Santa Messa di ringraziamento in occasione di questa data così particolare, così importante per la nostra emittente. I 28 anni di attività. Telepace è nata il 23 maggio del 1990 nella canonica della chiesa di San Tommaso del Curlo di Levi, poi trasferita poco dopo a Chiavari, e dalla sede di Corso Milo sta trasmettendo il segnale da 28 anni a tutta la diocesi, un segnale che poi nel corso del tempo si è esteso anche al territorio regionale. Siamo in attesa di dare la linea alla Santa Messa, che sarà celebrata all'interno della chiesa dal nostro direttore Don Fausto Brioni. Vedete che qua fuori ci sono già alcuni amici. Intanto il suo nome? Giorgio Locatelli. È un volontario AVO, si riconosce dalla sciarpa. Da tanti anni. Sì. Ed eravate un bel gruppo presenti qua in chiesa per questa celebrazione. Bene, mi fa tantissimo piacere, sì. C'è un legame di affetto anche con Telepace? Siamo legati a doppio filo, ci sentiamo molto vicini a quello che è anche la vostra impostazione, abbiamo quasi la stessa finalità. È un modo anche per promuovere le attività come quella del volontariato ospedaliero, che attraverso Telepace in qualche modo è stato anche fatto conoscere. Ecco, qua abbiamo Geronima Simonini, grazie. Grazie a voi. Grazie intanto per l'affetto e per la presenza questa sera, numerosa anche. Sì, ma l'AVO è molto legata a Telepace, lo sappiamo, quindi c'è proprio un'amicizia forte, fortissima. Vogliamo bene a Telepace e sappiamo che Telepace è affezionata ai volontari ospedalieri, è un legame importante. Ci si aiuta tra associazioni e realtà anche che vivono grazie al volontariato. Ricordiamo, il volontariato è importante e voi ne siete anche testimoni in un settore, quello ospedaliero, quello della malattia, che non è mai semplice. Non è mai semplice, non è neanche tanto facile da portare avanti, perché ci sono sempre normative nuove, ci sono problemi che a volte mettono un po' in crisi associazioni ed associati, però ci diamo da fare, cerchiamo di usare sempre quel grano di sale e di riuscire a proseguire. Anzi, forse adesso le necessità le vediamo aumentare, quindi per noi è importante andare avanti, e a voi diciamo grazie per l'aiuto che ci date, anche in vicinanza dei corsi e tutte le volte che abbiamo bisogno di far arrivare le notizie sull'AVO. Grazie infinite, grazie di cuore. Grazie a voi per questa presenza, grazie. E andiamo a salutare un amico storico di Telepace, lo conosciamo in tante vesti, ma diciamo questa sera ti possiamo presentare come amico di Telepace. Amico, estimatore e direi orante anche, perché se non basiamo tutto sul sostegno della preghiera, invano l'uomo mette la costruzione sulla sabbia. Ecco Raffaele, noi ti conosciamo per il tuo impegno a promuovere i valori della famiglia, a sostenere la famiglia. Pensi che anche i mezzi di comunicazione possano essere strumenti importanti in questo sostegno alle realtà familiari del territorio, ma direi più in senso anche esteso proprio alla famiglia? Beh, direi che ormai nel mondo non si può più fare a meno dei mezzi di comunicazione. Telepace sa usare bene questo direi mezzo, e quindi benedetta sia Telepace. Bene, grazie per essere stato qua. Prego, Antonio Dall'Orso, grazie per questa presenza anche quest'anno. Sì, mi sono reso conto dell'importanza di Telepace, essendo malato, e passo gran parte della giornata in casa. Telepace mi fa molto compagnia, e non solo compagnia, mi istruisce, mi tiene informato,
quindi la considero un mezzo indispensabile per i malati. Grazie. Che cos'è che segue di più volentieri? Il telegiornale, le rubriche d'arte, eccetera. Bene, grazie Antonio per essere stato qua con noi stasera. Andiamo a salutare Fabrizio, anche Fabrizio lo conosciamo in tante vesti, questa sera ti abbiamo in qualche modo visto alle prese con la chitarra, ma insomma sei anche tu uno dei sostenitori di Telepace attraverso il volontariato. Sì, ognuno mette a disposizione quelli che sono i suoi talenti, piccoli o grandi che siano, in questo caso attraverso la musica abbiamo cercato di lanciare qualche messaggio, le parole poi in fondo si sono avvicinate molto ai concetti che ha detto Don Fausto, basta ricordare l'inizio di Se m'accogli, tra le mani non ho niente, spero che mi ascolterai, questa grandezza del poco che noi abbiamo dentro di noi, che poi è quello che conta di più davanti a Dio, che poi è stato ripreso anche da Don Fausto nella sua omelia. Secondo te qual è l'importanza di uno strumento di comunicazione come Telepace? Così come Telepace in qualche modo concepisce la comunicazione, perché ricordiamo che oggi i mezzi sono tanti, sono anche alla portata se vogliamo, basta pensare ai social network e se ne fa un utilizzo anche molto diffuso. È proprio lì la differenza sostanziale che crea sicuramente il valore aggiunto di Telepace, come viene gestita una notizia a partire dalla cronaca di tutti i giorni fino ad arrivare allo sport. Purtroppo ci stanno insegnando una comunicazione urlata e molto spesso abbastanza improvvisata, il fatto di poter dare delle informazioni invece più precise, molto più serene, molto più distaccate e anche cercando di tirar fuori il valore dalle piccole cose, penso che distingua qualsiasi tipo di informazione che dà la nostra emittente. Grazie Fabrizio, buon proseguimento. Grazie a voi, buon proseguimento anche perché il profumo alle spalle è molto invitante. Profumo molto invitante, noi qua siamo su un sagrato che di solito vede impegnati gli uomini del Ruinà. Questa sera a Marco Devoto facciamo festa. È vero. Facciamo lavorare gli altri un po' ogni tanto. Questa è una bella occasione di rivederci e ringraziare l'emittente che veramente fa un servizio encomiabile per tutti noi, quindi siamo grati a Telepace con tanti anni di servizio e quindi è una bella occasione di rivederci. Siete sempre stati voi come gruppo Uomo di Riunà vicini a Telepace dalla sua nascita. Ecco, anche questo sostegno a volte è importantissimo per le realtà come la nostra che vivono di aiuti, di provvidenza, delle offerte. E ci sono tante realtà di volontariato che in qualche modo collaborano con noi. Sì, e sono tutte volte al buon bene comune, quindi credo che siano tutte importanti e significative. E vale la pena di portare avanti. Adesso come Uomini del Ruinà il prossimo impegno sarà a San Giacomo, la festa. San Giacomo di luglio, che proprio su questa piazza qui faremo le 3 giornate, speriamo che abbiano il successo che hanno avuto nel passato, che il tempo ci assista. Speriamo, insomma la primavera è stata un po' così, lei anche da floricoltore forse ha contezza delle bizze del tempo. Quello è stato... Ma noi auspichiamo che con la primavera capricciosa l'estate sarà bella, quindi deve essere fiduciosi. Tutti a San Giacomo di Rupinaro, la Caponanda quando è? Dal 20 al 22 di luglio. Benissimo, grazie. E da Ruinà andiamo a Lavagna, passiamo da una parte all'altra dell'Entella stasera ormai, perché Telepace diciamo non solo è diocesana, è regionale ormai. Giancarlo. Un altro anno siamo qui, quindi... Vuol dire, tanto è positivo esserci, no? Certo. 28 di Telepace, di comitato quanti? Di comitato assistenza malati quanti? 36 anni, ma io ricordo ancora quando, magari l'avevo già anche detto, quando Telepace ha acquistato tutti i canali qui della zona e il ricavato lo avevano dato a noi, quindi ricordo ancora mi pare che fossero una bella cifra aveva speso Telepace e avevano preso e di lì è cominciata un po' la grande avventura di Telepace e continua e pare che
Speriamo che vada avanti, insomma, qualche consiglio Giancarlo dall'alto della sua esperienza, insomma 36 anni di comitato, lei ha portato avanti, sta portando proprio anche in questi giorni avanti battaglie, se vogliamo usare questa definizione, a difesa degli ammalati, soprattutto della sanità locale, ma anche grandi raccolte fondi che hanno poi beneficiato i nostri ospedali, le nostre strutture. Lei che consiglio darebbe alla TV per andare avanti? Telepace, bisogna chiedere l'aiuto di tutte le persone, l'aiuto morale, come dici tu, nella preghiera, ma oltre alle preghiere ci vogliono anche i fatti. Quindi non si vive di solo, ci vogliono anche dei fondi per andare avanti, per pagare le persone, per pagare l'attrezzatura e quindi un'azienda, quindi bisogna sostenerla e tutti dovremo dare il nostro contributo per avere un servizio libero, io lo continuo a dire perché è un servizio che non ha padroni e quindi può dire quello che vuole. Bene, grazie Giancarlo, buon proseguimento di festa. Qua abbiamo i nostri amici di Levi che tutti gli anni ci sostengono, Daniele Celle, la Proloco, insomma abbiamo detto all'inizio della trasmissione che Telepace di fatto è nata a Levi, nella canonica del Curlo, quindi in qualche modo Levi ha la titolarità anche. Sì, certo, speriamo che continui con Levi, anche perché diventiamo vecchi e bisogna vedere poi chi va avanti. Qua siete un bel gruppetto però, questa sera siete sempre organizzatissimi. Siamo organizzati perché noi abbiamo un presidente che ci coinvolge allora, siccome siamo sempre stati con degli ottimi rapporti e noi insomma in qualche modo si cerca di fare del nostro meglio come si può, ecco. È importante saper tenere rapporti, saper tenere il gruppo unito. È la cosa più importante. È esigente questo presidente? No, non è esigente, non è mai stato esigente, perché lui stesso, diciamo, dà l'input, no? E allora, dando l'input, gli altri li seguono, no? Vabbè, allora Daniele è una bella... È perché sono ubbidienti. Non mi lamento, perché quando chiedo c'è sempre qualcuno che risponde e questo è una bella cosa. Però bisogna dire che il Presidente quando Telepace chiede risponde sempre di sì anche. Poi per Telepace anche in modo particolare, voglio dire, ecco, perché è una cosa che piace, una cosa che serve, una cosa utile, non è una cosa banale, perciò ecco, questo è un motivo. Bene, continuate a seguire Telepace. Va bene, senz'altro. Grazie, buon lavoro. Prete Rinaldo Rocca, ecco, il villaggio vicino a Telepace, ma anche impegnato in prima linea, Prete Rinaldo proprio anche nel Consiglio di amministrazione di Telepace, quindi in qualche modo non bastavano i pensieri del villaggio, ce ne voleva anche qualcheduno in più. Allora dobbiamo dire ai telespettatori di essere molto generosi con Telepace. Se vi piace, se la seguite, se la ascoltate, vi fa un buon servizio, Telepace ha bisogno di essere sostenuta e quindi fatevi coraggio, datevi da fare, diffondete che davvero c'è il bisogno, il servizio si fa ma si sta faticando perché quando certamente lo si fa per il regno di Dio è una cosa grande, però il sostegno ci vuole, il pane quotidiano per Telepace qualcuno ce lo deve offrire, il Signore fa la sua parte ma tutti i telespettatori credo che è bene, ecco, c'è stata la giornata diocesana ma si può fare tutto quello che si può ed è una grazia per tutti. Prete Rinaldo, lei quando è nata Telepace, che impressione ha avuto all'inizio di questo strumento di cui si dotava una diocesi tutto sommato anche piccola come la diocesi di Chiavari? Io da subito ho capito che era una grande cosa. E ero anche un buon sostenitore, diciamo la verità, quando poi mi sono arrivati addosso tanta roba adesso non so più chi sostenere personalmente, dico. Mi ricordo bene quando Monsignor Ferrari aveva scritto in una qualcosa che aveva scritto per i preti dicendo che vale più Telepace che tanti nostri campanili che abbiamo sparsi per la diocesi e so che ne abbiamo discusso un po' con alcuni preti amici
e qualcuno era, non dico indignato, ma insomma la novità di fronte alla tradizione, e adesso lo comprendiamo molto di più, ecco, che i nostri campanili purtroppo sono voci poco ascoltate, anche le nostre campane sono molto difficili da sostenere, diciamo, con il bisogno di manutenzione che hanno, e Telepace va molto più lontano e raggiunge, diciamo, meno non rumorosamente forse che le campane, che sono ottime, che sentiamo volentieri, raggiunge davvero tante persone anche che non sono all'ombra del campanile, e quindi questo si conferma sempre di più. Mi pare è proprio la qualità del servizio e cercare il bene, il positivo, e noi abbiamo bisogno, cioè, purtroppo le notizie, le news che si ascoltano da altre parti sono solo quelle che fanno scalpore, che parlano di morti, di uccisioni, di sofferenze, di fatiche, di litigi a livello politico, e invece Telepace ci fa un pochino respirare, senza nascondere chiaramente la verità, però evidenziando il bene che c'è, che a volte appunto è nascosto, e sicuramente se è bene vero non fa molto rumore. Grazie Prete Rinaldo Rocca, qua abbiamo un amico proprio della prima ora, Stefano Podestà di Telepace. Ciao Cristina. Immagino che ti ricorderai proprio i primi passi, sì. Perché 28 anni fa attraversavamo il ponte della Madonna del Ponte, io andavo con mio cugino verso San Salvatore, Fausto veniva verso Chiavari, mi ha detto fermo in mezzo al ponte, proprio sai che è stretto anche il ponte. Avete bloccato il traffico? Dobbiamo fare Telepace. 28 anni fa sul ponte della Madonna del Ponte ci fermi a me e Abi e ci dici dobbiamo fare la TV. E noi subito dai, va bene, ma cosa sei inventato? Guarda cosa è significativo anche questo luogo, sì, perché proprio al cospetto del santuario della Madonna, che poi è quella che... Era tutto causale, no? E in mezzo al ponte della Madonna ci siamo visti. E l'idea era di appoggiare prima di tutto un amico più che l'idea. Cioè all'inizio l'idea poteva essere malsana o così, però l'idea era quella di appoggiare un amico. Certo, è nata per amicizia, sì, sicuramente per amicizia, sì, sicuramente. Ma nelle cose malsane e anche sane che avete fatto, i primi giorni come sono stati? Che cosa sono stati i primi? Improvvisavamo tutto. Io guarda, quando facevamo le prime dirette qui nel centro, a un certo punto Fausto ci chiamava e diceva non c'è di segnale, ci avevano tagliato il filo col coltello, c'era proprio il cavo coassiale tagliato, cioè la gente non capiva, anche gli stessi preti di allora quando si andava diciamo nelle parrocchie, soprattutto quella un po' più periferica, Moneglia così, cosa fate? Buttate via i soldi, ma siete matti, ma io non vi ci voglio, cioè dovevamo far capire alla gente che era un servizio che davamo, invece la gente non lo riusciva ancora a capire. Poi piano piano ci siamo accreditati con, diciamo, una buona serietà, non facendo gli sbragoni, eccetera eccetera, però è stata dura all'inizio. È stata veramente dura, ecco. Rileggendo la storia alla luce dell'attualità di oggi, secondo te ne valsa la pena di questo atto di amicizia? Sicuramente, sì, l'amicizia è sempre ben riposta delle persone e non, come si dice, è stato una cosa che ripeterei, sì. Non sono sempre state cose belle, ci sono anche state sofferenze, poi umanamente abbiamo attraversato un periodo insieme dove ne abbiamo viste di tutte, anche personali, amicizie di famiglia, abbiamo avuto delle mancanze noi in famiglia, tutti insieme, però ci siamo abbracciati come una famiglia, ecco. E perciò andiamo avanti così. Grazie Stefano. Parlando di amici, sicuramente questa sera Don Fausto ricordava anche quelli che sono già in cielo. Uno l'abbiamo ricordato subito all'inizio, Don Gian Crovetto, qui abbiamo Pierluigi Angelo Cicchiello, io c'ho sempre certo, sono tanti. Cicchiello.
ce n'è tanti amici. Il signor Carlo e tanti altri che sono, anche Monsignor Daniele Ferrari che è stato il vescovo che ha dato... il migliore di tutti, guarda, il migliore di tutti. Lui ci ha preso proprio come i suoi figli, ci ha abbracciato al Centro Benedetto Acquarone, ha detto dai andate avanti, proprio era un uomo di fede, non era molto pratico, però in quel caso lì era al massimo della praticità. Ha avuto un'intuizione... Sì, eppure tu dici, Daniele, magari poi abbiamo sfondato una porta aperta con Careggio. Telepace a Chiavari è veramente una grande realtà che raccoglie notizie sia dal punto di vista religioso ma anche dal punto di vista amministrativo, sociale, quindi c'è una dimensione umana oltre che una dimensione religiosa. Direi proprio che è una comunione, una comunicazione tra il senso di comunità e il senso di umanità condiviso nel nostro territorio. Grazie a Pierluigi Pezzi. Allora ci avviamo verso la conclusione, intanto vediamo alle nostre spalle che continua la festa anche con questo momento così conviviale se vogliamo. Ecco, siamo con Roberto Costa e Don Fausto Brioni a concludere questa giornata del 28° anniversario. Roberto, abbiamo citato tanti nomi ma non vogliamo per questo far torto a quelli che non abbiamo citati, da Marieto Sbarbori, Don Gian Croveto, Monsignor Daniele Ferrari, tutti quelli che sono in cielo, ma anche tante persone che sono qua stasera con noi. Sicuramente arriva anche in questa occasione uno sprone ad andare avanti anche nelle fatiche della quotidianità. Sì, penso di sì. Ho sentito con piacere, un po' in maniera simpatica e colorita di Stefano, ma rendeva l'idea, no? Mi immagino, io non c'ero perché sono arrivato 6 mesi dopo almeno, ma sul ponte di Maddalena quando si sono visti per così. Ma secondo me oggi Don Fausto fermerebbe ancora allo stesso modo, non è cambiato quello spirito. Probabilmente sì, sì. Con il tasso di incoscienza di allora magari i capelli sono un po' più bianchi, speriamo qualcosa di meglio però. Sono occasioni queste che è come quando in famiglia si apre l'album delle fotografie, no? Si rivedono tanti... Non ricordavo l'episodio in effetti, poi mi è venuto in mente, in effetti Stefano e suo cugino Abi sono stati i primi con i quali abbiamo condiviso, perché io quando col Vescovo si è deciso di far partire la televisione mi sono rivolto agli amici e ho chiesto agli amici di poter cominciare questa avventura di cui non avevamo minimamente la misura. E abbiamo cominciato come eravamo capaci, con quello che avevamo, che era quasi niente, e con le risorse che ognuno aveva e che ha messo a disposizione. Ed è stato molto bello perché intanto si è rafforzata un'amicizia, e quella resta per sempre. E poi ognuno ci metteva il suo, e quindi sono stati mesi estremamente dinamici, poi di lì, i primi mesi, come diceva, anche di sofferenza, perché non sapevamo se la cosa sarebbe andata avanti e come. No? Le sofferenze forse rimangono ancora oggi. Sì, quello sempre. Mi ricordo Callo, tanto per citare qualcuno che non c'è più, diceva non abbiamo una lira, però rende l'idea e penso che l'esperienza è sempre stata così. Poi noi laici siamo un po' meno credenti nella provvidenza, i preti lo sanno un po' di più, speriamo che questo mix che è andato avanti, direi nella storia della Chiesa, no? Ma per la nostra storia ha sempre avuto, insomma, poi alla fine una cosa importante, nel senso che la provvidenza è stato sempre un pilastro, continua ancora così. Guarda, lo dicevamo prima, abbiamo fatto il CDA dalla fondazione. Siamo giovani perché 28 anni siamo giovanissimi, no? Perché una generazione è tutta, c'eravamo, ci siamo ancora adesso. Però dobbiamo stare attenti perché diventiamo vecchi, nel senso che i mezzi, le leggi, ce n'è un altro, ci spiegava oggi Don Fausto, che sta cambiando, siamo appena venuti fuori da tutto quel grande cambiamento digitale, perché ci è andato anche a colpire in casa, perché il 15, il 115, l'85 pare che fra 2 anni ci sarà, no pare, sicuro, no? Perciò diceva sia in regia, redazione, insomma un bel momento, dobbiamo stare attenti, siamo giovani ma il mondo cammina molto avanti su queste tecnologie, perciò dobbiamo sempre stare attenti e credere giustamente alla provvidenza, perché ogni cambiamento non è mai gratis, mi sembra di capire, perciò sicuramente il prossimo
non lo sarà. 28 anni non sono un'età anziana, è un'età che comincia a essere adulta, dicevamo prima siamo giovani, ma è comunque per un sodalizio, per una realtà di volontariato, per un'associazione, sono anche un cammino lungo. Che cos'è che rinnova ogni giorno questo impegno, in questo cammino, che diciamo così è fatto di fatiche che si rinnovano e sono sempre diverse le une dalle altre, però ci deve essere sempre anche un motore che spinge. Io credo che è fondamentale, secondo me se i mezzi, le tecnologie, le leggi cambiano, quello che non cambia e dobbiamo sempre coltivare, mi piaceva Stefano che diceva l'amicizia, ecco quella la dobbiamo coltivare tutti i giorni perché credo che sia la base di tutto dell'andare avanti, perché se uno non è stimolato, per voi che ci lavorate, per noi che comunque collaboriamo, se manca questa finisce tutto e crolla tutto. Credo che ci avessimo i soldi ma non abbiamo questa roba qua, prima o poi finisce, perciò questo credo che c'era allora, c'è oggi, dobbiamo cercare e dobbiamo sempre coltivarla, perché credo che questo, ma ce l'hanno insegnato, io credo avete citato Marietto, magari non era conosciuto in tutta Telepace o meno, per me, però ecco, lui insegnava questa cosa, Don Già, credo che ecco, di fronte a qualsiasi problema lui comunque sorrideva, no? Ma era un sorriso impegnativo perché era di amicizia profonda, credo che noi dobbiamo stare attenti a coltivare sempre quello. Ci sono delle amicizie, dei legami che si coltivano da ragazzi, penso che quando vi siete incontrati sul ponte con Stefano eravate ragazzi adulti. 28 anni 28 fa. Ci sono amicizie invece anche che non si vedono, invisibili, perché che comunque arrivano in maniera silenziosa e si sente la loro presenza anche nella quotidianità di Telepace. Sì, credo che ci sia... Forse questa è una delle cose che davvero non abbiamo mai ben precisa, tutta una rete di bene che arriva attraverso la preghiera, l'amicizia, la stima, come diceva Robby, anche per un'amicizia che magari ti passa con una telefonata in un anno, però l'amicizia c'è tutto l'anno di quelli che sono a casa. Ieri abbiamo trovato, e saluto, facevo prima la signora Maria, c'è un gruppetto di persone alla Spezia che ci segue, che non sapevamo, una signora malata che per 2 anni e mezzo, potendo seguire solo attraverso la televisione, ha seguito la vita di fede della Chiesa attraverso la televisione. Chi lo sapeva questo? No? Davvero i confini non li abbiamo noi e penso che il bene arrivi da qualche parte, no? Speriamo anche di metterci il nostro. E allora lasciamoci con un augurio che facciamo ai nostri telespettatori, un augurio che facciamo a noi che ci lavoriamo, un augurio che facciamo a voi che siete chiamati a condurre, ad amministrare insieme al nostro Vescovo che stasera non è stato presente, insieme a tante altre persone. L'augurio credo che sia quello di poter essere uno strumento di buona notizia, di annuncio del Vangelo, con la libertà anche dell'essere uno strumento di annuncio del Vangelo, cioè Robby richiamava il fatto del cambio delle tecnologie e ne abbiamo visto tante di cose cambiare in questi anni, però quello è l'obiettivo, perché quando annunci il Vangelo è perché l'hai scoperto intanto, quindi c'è già una buona notizia per te e questo è già un dono e poi siccome è bella la passi anche agli altri, no? Quindi potrà essere così e poi che questo sia... dicevo vissuto in libertà, cioè senza un'ansietà dove siamo noi a dover avere il padronato di questo, no, siamo a servizio con semplicità, vediamo come va, no? D'altronde è quello che ci siamo detti 28 anni fa, quando nasceva, vediamo come va, e siamo ancora qua a dire vediamo come va, poi saprà il Signore, no? Saprà Lui, no? Qual è la strada, certo dobbiamo metterci tutto il nostro impegno e poi vedrà Lui. Bene, grazie a Roberto Costa e a Don Fausto, grazie a Giovanni Castelli e a Alex Pollaro che ci hanno seguito in questa diretta, a Paolo Solari in regia. Noi concludiamo questa serata, ma chiaramente il cammino va avanti, vi invitiamo a continuare a seguirci, a volerci bene e a seguire i nostri spazi informativi dove di volta in volta vi aggiorneremo sulle attività. Grazie e buon proseguimento di serata a tutti.